non ha filtri. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati all'Avvocato risponde, e già qua con una risata. Buonasera, è Asveva in regia. Ciao Asveva, bentornata. E buonasera all'Avvocato Leonardi che ride. Rido ed è perché la contento. nostra Sveva si è bruciata a due c'è poco dita, da ridere, poverino. scusami. No, perché innanzitutto rido perché ovviamente non si è fatta, ma detta così mi sembra che io sia crudele. Io non sono assolutamente E lo crudele. è. Sveva, vedi come ride in modo così, vedi, è tutta tranquilla. Io rido Però ha avuto un incidente domestico che poverina, insomma, non è stato dei migliori. Allora, questa puntata rigorosamente ci siamo solo io e l'Avvocato Leonardi. Mi raccomando, approfittatene. Siamo anche sulle frequenze di TikTok tac, come diceva Sì, Silvio, esatto, TikTok tac. dell'Avvocato Leonardi, quindi sulla sua pagina Massimo Leonardi. E niente, volevo esortarvi a chiamarci, perché abbiamo avuto delle chiamate anche nel fuori onda che ci hanno fatto molto piacere, e anzi approfitto per salutare chi veramente ci segue e ogni giovedì, e quindi ci supporta, e ha avuto anche da noi appunto un'assistenza, speriamo che sia gradita. Ciao a tutti. Ecco, facciamo anche foto in Siamo in diretta, eccetera. E potete chiamare allo 0292 94 7222. Sono argomenti importantissimi, cioè io a volte lì nella mia scrivania che scrivo e faccio lettere, pareri, sono lì che penso: ma l'Avvocato risponde è davvero una grande opportunità Sì. per tutti noi, cioè ragazzi, a parte per noi, per poter ovviamente parlare di argomenti giuridici che sono il nostro pane quotidiano, e di poter anche svilupparli, approfondirli, trovare sentenze nuove e leggi, insomma, che si susseguono, ma soprattutto, secondo me, anche per voi, perché è un modo in quest'ora per approfondire temi quotidiani nel senso che riguardano casi che vi possono essere capitati quotidianamente. Parliamoci chiaro, noi affrontiamo la previdenza, che appunto è una tematica molto calda e riguarda tutti, il lavoro, il condominio, che è veramente cioè insomma Stanno aumentando tanto, cioè, stanno aumentando sempre di inutile, più, cioè adesso e avere delle persone, cioè comunque degli addetti ai lavori, come dico io, e persone competenti in materia, magari vi aiuta anche a evitare il problema, oltre che a risolverlo una volta che si è verificato. Quindi 029294 7222. A proposito, chiamateci. Anche su l'altro giorno sono arrivate altre telefonate, insomma, diciamo sempre, anche su temi che esulano la puntata di oggi, Sì, purché siano in ambito giuridico, economico, insomma. chiaro, di politica non parliamo. Se In volete altre fare sedi quattro parliamo. chiacchiere, anche quattro chiacchiere, ma insomma deve essere un qualcosa attinente a quella che è la Deve nostra essere un materia, qualcosa di insomma. costruttivo, esatto, per la puntata. E quindi anche su TikTok, se volete Siamo in diretta su TikTok, scriverci. scriveteci anche lì, noi rileggiamo le domande in diretta. Allora, quest'oggi, visto che comunque sono i temi più gettonati, lasciamo un attimo da parte il condominio e torniamo ad affrontare, diciamo, quelli che sono gli strumenti giuridici che abbiamo a tutela del contribuente, del pensionato, quando abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione vuol dire INPS, Tutto. enti pubblici, agenzie alle Ce ne stanno entrate, capitando, ultimamente ci è INAIL. capitato il nuovo MIUR, E adesso c'è anche il MIUR. l'istruzione. Ecco, Esatto. abbiamo una sorta di, non so come definire, almanacco, possiamo dire, con Sì, tutti, esatto, con un elenco Ecco, ci mancava il MIUR, aspettiamo anche, non so, l'associazione cinofila italiana, cioè abbiamo tutta una serie di enti pubblici che non rispondono, o meglio, rispondono dopo che noi ci facciamo veramente in quattro, perché possiamo dirlo. Cioè, mandiamo diversi per solleciti. strappare una risposta dobbiamo mandare PEC, dobbiamo fare di tutto e di più. L'abbiamo ottenuta ultimamente con grande sacrificio, ma il dato eclatante è che, l'ho detto anche nella scorsa puntata, sentivo alla radio, il dato non è mio, ma lo diamo per giusto. 38.000 italiani l'anno scorso hanno dovuto ricorrere a un'azione giudiziaria per fare ottenere non la ragione, la risposta da parte della pubblica amministrazione. Semplicemente la risposta, sì, è assurdo, anche perché tu sai bene, Massimo, che esiste una legge che è del 1990, ma è ancora valida, è ancora attuale, che è la legge sui procedimenti amministrativi, che prevede che in teoria entro 30 giorni, dico in teoria perché purtroppo è poco applicata, ma entro 30 giorni ci sarebbe obbligo
per un'amministrazione trasparente ed efficace, diligente, di appunto rispondere, e quindi con provvedimento adeguato, formale, alle richieste, alle domande delle persone. Certo. Pensate che un nostro proprio radioascoltatore, ovviamente non facciamo nomi. Ah, giusto, vero. No, ecco, esatto, il suo caso è uno dei tanti, cioè sua moglie, tra l'altro sono monoreddito, si vive solo con la sua di reddito, la moglie che fa parte dei commercianti, appunto della categoria commercianti, ben 2 anni fa, attenzione, non 2 mesi fa, 2 2 anni anni fa fa. ha presentato Cioè, domanda incredibile. per avere indennità dei commercianti, visto che comunque ne aveva i requisiti, e in 2 anni non sono ancora stati capaci di, non dico dare una risposta per forza positiva, cioè appunto noi vogliamo una risposta, non deve essere poi ovviamente, se non necessariamente positiva, Ma certo. può essere anche una risposta negativa, però quello che a noi importa è avere il provvedimento, perché Certo. ricordiamo è con il provvedimento che poi possiamo impugnare e fare Certo. la fase Certo, amministrativa, noi dobbiamo avere una quindi risposta, il cioè ricorso non amministrativo. pretendiamo nelle nostre cause che abbiamo fatto, oggi ne abbiamo Esatto. fatta una cautelare, per Un'altra, sì. ottenere una risposta, abbiamo, e io ho detto al giudice, e diciamo al giudice, che non è che vogliamo avere la ragione, quella è una cosa successiva. Quella poi, esatto, si Se esamina noi dopo. siamo all'origine dei fatti, vogliamo avere una risposta da parte della pubblica amministrazione. Articolo 97 della Costituzione, la pubblica amministrazione deve agire con 97, trasparenza. legge 140, Siamo insomma. sicuri che la pubblica amministrazione agisca con trasparenza? Io posso dire che non sono assolutamente sicuro. Io ho i miei dubbi. Ho delle perplessità. In certe branche dell'amministrazione mi sento di dire che non agisce. Che non è così. Perché una pubblica amministrazione che agisce in questo senso è Dovrebbe una pubblica essere amministrazione tempestiva. Oramai abbiamo, allora, mentre prima effettivamente c'era lo sportello, adesso ci sono tutti gli strumenti elettronici, Certo. cioè una persona deve essere addetta al Non è ricevimento quindi neanche più difficile bravissima, cioè una rispondere. persona deve Ci essere sono addetta tantissime PEC, le chat, quelle che però non funzionano, mi dicono, anche quella ma non dell'INPS, funzionano, MyINPS, e poi soprattutto, per cioè, cui deve esserci, se lo vogliono veicolare le mail, fate un protocollo con il quale spiegate come indirizzare una PEC, cosa deve avere, ma esatto, se uno la manda prevede che ci sia una risposta, a meno che sia assolutamente. un'istanza completamente fuori luogo, ma noi non le facciamo così, ovviamente Chiaro, chiediamo delle chiaro. cose ben circostanziate. Chiaro. A fronte di quello ci deve essere una risposta. No, una risposta è dovuta. È dovuta, la risposta è dovuta, quindi l'importanza di farvi assistere è quella, Esatto, bravo. innanzitutto, di liberarvi da un problema psichico, perché è un problema psichico, Sì, è una sì, oltre che sofferenza. economico. È una sofferenza. Quando arrivano sì. da noi e portiamo, magari in questo caso abbiamo la gente non dice: "Come avete fatto? Come abbiamo fatto? Facciamo il nostro Si lavoro." insiste. Come io quando vado dal medico Esatto. m'aspetto che mi curi, che mi faccia morire. Però Cioè, lasciami bravo, cioè, ma lasciami dire che effettivamente riscontriamo, ma non perché vogliamo, come dire, sottolineare il fatto di essere avvocati, però riscontriamo che è normale, effettivamente certo. quando a scrivere uno studio legale a un Certo, anche avvocato perché, c'è un'altra cioè, voglio dire, efficacia. i radioascoltatori, tu ovviamente non lo vengo certo a insegnare a te, è un conto se mandi una diffida strampalata come te, un conto se la mandi con intimazione di Con procedere intimazione, giudizialmente, con i giusti riferimenti normativi, dove magari li vai un po' a poi fai punzecchiare, anche perché un magari gli chiedi, sollecito, esatto. gli chiedi magari il nome del funzionario, Nome gli del cominci a chiedere funzionario, riferimenti di leggi, eccetera, quindi in quel caso è ovvio che, cioè è ovvio, insomma sono più propensi, predisposti. C'è una ecco. chiamata. Prego. Buonasera, con chi parliamo? E da dove chiama soprattutto? Buonasera, sono Paolo Fumagalli da Stresa. Stresa, Sì, Vi piacere. avevo già disturbato altre volte per una Prego, questione Paolo. di una Ci dica. separazione, Sì. di una separazione Sì. consensuale con la mia ex, Sì, prego. con cui ho avuto una bambina. È iniziato tutto nel 2022, nel 2023 si è chiuso Sì. e abbiamo avuto la condivisione dei tempi della bambina al 50%. L'affido condiviso. L'affido condiviso. Mhm. Affido condiviso, facciamo 2 giorni alla settimana a testa e un weekend per uno. Sì. Quindi sono giusti il mese diviso al 50% correttamente. Sì. E quindi anche tutte le vacanze estive e durante l'anno. Sì. A questo proposito, il problema sorge adesso con le vacanze estive, perché praticamente la bambina andrà anche con i nonni, con i genitori di lei al mare, Sì. che in teoria dovrebbero essere calcolati come giorni suoi, non miei. Guardi, Perché sono genitori però, ovviamente vabbè, però in quel caso lì non mi sono assolutamente opposto, ho detto va benissimo. L'unica cosa è che farà 3 settimane al mare con i genitori e poi 2 settimane con lei. Va bene. E io ho chiesto di vedere la bambina al mare
cioè vado io a spese mie a trovare la bambina, la tengo una notte con me e poi la lascio lì. Perfetto, lei ci conferma che ha fatto la consensuale, giusto? Sì, esatto. Con la presenza dello stesso avvocato o con 2 avvocati diversi? Poi la salutiamo. Due avvocati diversi. Perfetto, allora le andiamo a perché rispondere c'è stata. subito, signor Paolo, ok? E volevo, C'è altro? ecco, Sì, l'unica prego. cosa è Sì, mi che dica. cioè, eravamo d'accordo che io la tenessi 2 giorni dopo il mare con i nonni e poi dopo stava con la mamma. Sì, Ma lei, cioè, mi sono proposto di andare io al mare per evitare di fare 800 km avanti e indietro sì, alla bambina, sì. ma niente, lei prima mi ha detto di sì, adesso ha ritrattato, non vuole assolutamente che io vada al mare, quindi volevo capire come posso Certo, muovermi. le rispondiamo subito. Grazie Perché della più che telefonata e ci altro, richiami ancora. Grazie Grazie, mille, buona serata. grazie Buona mille, serata. grazie la mille. bambina si è sentita, cioè, purtroppo ha avuto modo di sentire questa diatriba. Beh, e ma quindi immagino. è rimasta Poverina, male certo. perché lei dice dov'è il problema, papà? Per quale Vabbè, motivo non certo, puoi una bambina venire non capisce. Adesso le andiamo a rispondere. Le rispondiamo, Abbiamo una le lascio risposta, credo rispondere. che la soddisferà. Poi nel caso ci richiamo. Ok, Grazie grazie, mille. a presto, buon Grazie, a weekend, buon presto. tutto. Allora, domanda interessante. Molto. Sono reduce tra l'altro prima da una causa che stiamo facendo con Federica per una Con l'altra separazione. collega Esatto, non c'è la nostra. minore, in qua abbiamo un elemento in più che è Ok. abbastanza preponderante, la presenza del minore. In questi casi, allora, bisogna fare un passo indietro perché l'interesse del minore È va preponderante. va Quindi oltre ogni... già questa cosa che i genitori, mi sembra non per colpa di quello del spettatore che ci ha chiamato, ma per colpa più della consorte, ex consorte, faccia così ostruzione sul minore, mi dispiace molto sentire sì, questo. perché poi ci vanno La di seconda mezzo osservazione che faccio è, e qua andiamo molto più sul tecnico, sulla separazione consensuale. Ma scusate, ma se uno fa la separazione consensuale... Dovrebbe essere d'accordo, no? Esatto. E soprattutto deve trovare un accordo anche successivo. Sapete quante separazioni consensuali dove viene redatto un accordo e poi non viene rispettato? Non viene rispettato e i genitori trovano un accordo fra di loro, come 2 persone. Ok, certo. Cioè, nel senso Civili, di buon senso. cioè, se una persona arriva a fare un accordo consensuale, ma aspetto che questo accordo consensuale venga mantenuto anche derogando dall'accordo consensuale con il buon Nella senso, vita, con il esatto, buon senso, quotidiana. perché i 2 genitori che hanno buon senso, che arrivano a giungere a un accordo consensuale, devono trovare una soluzione nell'interesse della minore, della bambina. se no non stipulavano l'accordo consensuale e andavano a litigare. Direttamente in giudizio. Facevano fare l'accordo dal giudice, Certo, invece qua sono d'accordo. hanno fatto Perché è una l'accordo. perdita di tempo. Quindi già qua c'è un elemento fondamentale. Non ci siamo perché un accordo consensuale che non tiene non è un accordo consensuale. Quindi se non si giunge a una soluzione bisognerà purtroppo riandare. Si può trasformare poi Io in mi auguro giudiziale. proprio di no, nel senso che vale l'interesse del minore, lo dica la sua consorte, lo dica, e in caso di limitazioni che ledono il minore, purtroppo la giurisprudenza è conforme nel ritenere. Tra l'altro su questo chiunque, cioè anche 2 genitori, a meno che non siano delle non è chiarogne, poi una dovrebbero questione, prevedere brava, l'interesse ma poi Celeste del non è una minore. questione di fare il Non conto è dei una questione giorni giuridica, è proprio una questione veramente di scusate, del bene della bambina, ma se no? uno poi si mette a contare i giorni, anche i giorni di Natale, ma come si fa? Cioè, Bisogna andare esatto, il misurarli. Natale, spesso negli accordi consensuali si fa un Natale con un genitore, un Natale con un altro. Soprattutto come dici tu, se è consensuale, se no non ha senso. Nelle ferie estive, ma ci mancherebbe se uno deve fare 800 chilometri, ma uno trova una soluzione ottimale per l'interesse del minore. Lasciate voi i vostri interessi, le passioni lasciatele lì, conta l'interesse del minore. Quindi sappiate che se andate a litigare e l'interesse del minore viene leso, io lancio questa attenzione, assistenti sociali, tutte queste cose. Perché subentrano tutti quelle trovate una soluzione nell'interesse del minore. Io non faccio questa materia, ma so che è sempre possibile poi trasformarla in una giudiziale. Certo, se poi però sarebbe clamoroso. Sarebbe proprio sarebbe clamoroso, un peccato, e viene anche mal vista dal giudice, perché un giudice... E però se uno dei due poi non rispetta, sicuramente come dire, le quella regole è l'estrema stabilite, ratio, no? Come sempre noi diciamo l'estrema ratio. Però dico, cercando di dare un consiglio che possa essere il meno, diciamo così, con meno conflitto possibile, cioè cercate di parlarvi. Il più tranquillo possibile. Tornando ai le pubbliche amministrazioni, Max, che noi almeno il lavoro preponderante è quello di lavorare appunto per ottenere i diritti dei pensionati, anche dei lavoratori, eccetera. Perché poi oltretutto ricordiamo che oggi mi ha chiamato una signora che con 60, te lo volevo dire, infatti poi tu non c'eri, eri in udienza, le hanno chiesto indietro 60.000 euro
Bisognerà affrontare infatti la Sì, questione, l'INPS? Beh, sempre proprio 2 l'INPS, lire proprio insomma, 2 2 lire, lire, infatti lei era 60.000 €. abbastanza Ma sì, dispera così, 2 ma noccioline, 60.000 € cosa volete che vi 60.000 € così, con una letterina magari, con scritto certo, "me la li dia entro solita. domani"? Le ho detto: Oggi. "Signora, lei non l'ho vista, l'ho sentita al telefono, riesce almeno a dirmi cosa dice il provvedimento?" Dice che non erano dovuti, io ho preso la reversibilità che non era no io scusa, mio Sì, figlio, perché sì, ricordiamo che anche in determinate sì, condizioni i figli sì. prendono la reversibilità. Mio figlio ha preso la reversibilità di mio marito mancato, e loro sostengono dopo anni che non era dovuta. Ma io dico: sono loro che l'hanno data. Una roba da Perché pazzi. la reversibilità ricordiamo Ma poi cosa a è me frega a data è distanza di elargita anni, cioè, a dall'INPS. distanza di anni, Esatto, perché poi ricordiamo che prima di e questa signora m'ha detto: "Ah, posso un po' spaventata giustamente, posso fare una rateizzazione, eccetera." Io gli ho detto: come "Signora, quello si come fermi, quello che era venuto da non noi che voleva vendere paghi." la casa. Esatto, "Non paghi, Sì. ci vediamo in appuntamento e Certo, valutiamo brava, una brava. opposizione, perché qua non si sta parlando di 2, a parte che anche con pochi No, euro vale no, sempre ma la pena 60.000 opporsi, €, cioè ma è una 60.000 cosa €, assurda. cioè sono fior di anni di stipendi anche per E le poi a persone. distanza di Quindi anni, a cioè, distanza di anni, ma poi madonna. la cosa assurda, e questo io capisco che è assurdo per noi, figuriamoci magari per chi appunto non studia queste materie, come mai l'INPS, che è l'ente che eroga queste prestazioni, perché appunto l'invalidità ce l'ha dà l'INPS, certo ci devono essere determinate condizioni, la reversibilità ce l'ha da INPS, ma come mai poi giustamente molti mi dicono: "Come mai poi la chiede indietro, dopo anni?" Cioè non ha verificato che c'erano dei dati, dei requisiti, perché anche quello, cioè Max, ti volevo porre questa provocazione, ne Sì. parlavo oggi per dirti, con il tabaccaio sotto casa mia dove vado a prender le Ah, meno Goliador. male che non fumi. No, non fumo più, lo Meno sai. male. Vado a prendere il Goliador che hanno sostituito il fumo, mi piacciono Le tantissimo. Goleador stiam parlando però di un'icona che entra nel Sì, top del esatto. top. Le Faccio pa pubblicità, pa Goliador, a me piacciono paragono tantissimo. le Il Goleador ai Lecca Lecca tabaccaio Ciupa Ciupa. ci sono ancora il tabaccaio mi diceva, cioè infatti ho detto: "Devo dirlo al mio collega." Sì. Il tabaccaio mi diceva: "Ma com'è possibile che noi siamo tenuti, noi utenti, insomma, noi cittadini, siamo noi tenuti, abbiamo l'onere della prova noi di, Dover. provare, che i redditi sono quelli, provare che ci sono cioè io non so, non può verificare Quello l'INPS." che anche io ho detto in udienza oggi. Ecco, Cioè bravo. voi avete al giudice, Cioè io lo voi capisco. buttate, perché questa è la parola giusta, buttate, caricate, aggravate l'onere di dover dimostrare dei contributi che sono stati versati, che tra l'altro sono stati dimostrati, perché noi addirittura in udienza siamo Esatto. andati, perché mancava il modello, in questo caso O1M, non Che mi uno non sa astrusi. neanche che Non so, modello è tra sì, l'altro, ormai se fai abbiamo anche una altro, collezione, oltre di al vari manacco, anche modelli. dei nomignoli che dà l'INPS. Non Esatto. stiamo scherzando, è la Tutti verità. Cioè, tecnici ma non che noi esiste. li Ma conosciamo ovviamente scusate, perché se uno ha lavoriamo su agito secondo questo. buona fede Esatto. e ha versato, oltretutto ha pagato. Oltretutto in quel caso non ha neanche pagato lui, perché c'è il sostituto d'imposta, quindi deve versare ma Certo. che volete da me? Io ho preso uno stipendio più basso perché le tasse me le doveva pagare un altro. Non le ha pagate lui E e devo venite andarci di ma mezzo fammi io. capire che Infatti questa signora ma non è giusta riusciva ad aver la ma è pensione, giusta vero? questa pubblica amministrazione? Non è No, giusta. io Cioè, non non è giusta. questo ti volevo dire, io non trovo equo, ma neanche, cioè che io cittadino, e mi tolgo dall'avvocato Collovati, come dire, io Certo, cittadina qualunque che faccio altro, certo. cioè non sono tenuta a sapere oltretutto tutte le leggi, No, tutte le loro no, circolari, no, tutti i no. casi. Cioè, sì, okay, voi dite andrete dall'avvocato o dai Vabbè, però patronati, non funziona però così. non è che, cioè Non lo dico funziona anche così. contro i miei interessi, Non non funzio dovrebbe essere così. ricordiamoci che non è un privato, è una pubblica amministrazione. In questo Appunto. caso questo ragionamento vale se è un privato. Se Giustamente fosse tu un stai litigando privato, con sì. uno, il privato fa i suoi interessi, fa il Ognuno fa i cattivo suoi, e certo. giustamente tu devi andare Tra all'avvocato. Ma qua privati. siamo con la pubblica amministrazione. Cioè io devo prendere un avvocato perché la pubblica amministrazione non mi risponde. Cioè Assurdo. perlomeno le basi, almeno rispondere. Poi è chiaro che se abbiamo un provvedimento, lì allora vai dall'avvocato perché ti Vabbè, poni il adesso dubbio che sia vi do meno o questa meno. bomba. Diamo sta bomba perché allora, Ah sì. Prima pagina di tutti i quotidiani principali senza far nomi. Caos Autovelox, state bene a sentire, 2 sentenze in 24 ore. In una sola basta l'assenza di omologazione Che non è per stato bocciare le omologato. multe. E la frase eclatante: a questo punto meglio spegnerli. Siamo arrivati Habemus Papa. Papa Leone è già stato nominato, ma abbiamo un'altra Abbiamo notizia anche clamorosa: esatto. bisogna spegnerli perché sono il 99% non regolari. Lo diciamo da una vita, non sono Vero. omologati, mettono cartelli a
20 metri dal posto dall'autovelox, E anche in questo caso le persone prendono multe salate autovelox, sproporzionate. cartelli che non sono neanche visibili, Celeste, perché i Vero. cartelli, la norma dice che devono essere visibili a occhio nudo per avvisarti. Anche perché poi, permettimi, uno sta guidando, non è che può distrarsi Bravissima, troppo, cioè è bravissima. anche pericoloso, no? Sentite, siamo arrivati nel 2025 finalmente, a questo punto, e se no li Bravi. mettete tutti in regola e poi li accendete. Certo, anche in questo caso. Anche in questo caso, certo. pubblica amministrazione, Celeste, il discorso di prima, Sì, è un'amministrazione trasparente, Celeste, una pubblica amministrazione. Così non sembra proprio, Ok, anzi. nel venire qua invece sono regolari perché c'è l'indicazione, i 70 km. Sì, quando sono regolari è giusto che funzionino, Bravissima, cioè è semplice, bravissima, basta metterli in regola, come dici bravissima, tu. bravissima. Cioè, se si pretende che poi ovviamente ci siano sanzioni per i cittadini che non rispettano quel limite, eccetera, allora però devono essere ben visibili e chiari, non che una persona magari per controllare va anche a sbattere o sbanda. o si trova il Cioè, perché io ho cartello. visto situazioni anche di questo Verissimo, genere, verissimo, sbandare, io verissimo, stessa, verissimo. a volte che ho una vista d'aquila, Sì, per leggere, no, nel senso che per leggere che non sia, dico, caspita. Nonostante gli anni della Collovati, vedi ancora bene, ma è una cosa incredibile. Sì, su quello sì, veramente, vedi, lo so che sei geloso. è un topo No, da ma anche tu ci biblioteca, vedi perché bene, beh, io ho però. fatto l'operazione però. È vero, è vero, è vero. Cioè sono sotto i ferri, Hai perché ragione, sennò è vero, vedevo è vero. una mazza. È Adesso sono vero, a posto, cioè ho no, gli occhi nuovi, però gli occhi no, però per dirti, cioè, rientra sempre in quel No, discorso della pubblica pubblica amministrazione. A amministrazione noi che spiace stressare, perché sembra che, ma non è che lo facciamo cioè, così in se modo funzionasse meglio, Cioè- sarebbe forse anche un aiuto per noi, nel senso che comunque sì, ci potrebbero essere degli errori, vengono emessi i provvedimenti e poi dopo si rilasciamo il passa numero al che qualcuno ci chiama, magari 02 ci vuole. Sì, ragazzi, 02 92 94 7222 9294 7222. Mi raccomando, io poi eventualmente lascio anche la mail, che so che se non ve la segnate adesso la potete chiedere a Sveva, che è bravissima qui in regia e ci passa poi i contatti, però se riuscite a segnarvela è l'avvocato risponde, La mail tutto più difficile del attaccato, mondo. lo so, hai ragione. No, è vero, è lunghissima No, tra l'altro. scherzo. L'avvocato risponde o studio legale @dirittissimo.com, perché possiamo anche dare quella poi dello studio, non è un problema. Lo trovate comunque anche sui Certo, nostri i contatti ce li avete, li voglio dire. trovate, ma sono addormentati su TikTok. TikTok, beh, allora non li stiamo tanto considerando perché siamo andati un po', vabbè, qualcuno ci scrive, noi ne abbiamo un po' snobbati probabilmente, Abbiamo un po' perché snobbati, però è vero. insomma ne siamo anche presenti lì, Però quindi se volete, anzi tu sei sempre molto attivo anche su sì, TikTok, insomma, un po' eccetera. adesso compatibilmente poi con gli impegni, perché anche lì è un bel No, impegno anche lì, certo, quindi altro però che. io lo Sì, faccio sì. in modo se ho tempo, se no Quando no, hai non ho tempo, certo. Però appunto dai sempre delle notizie molto utili. No, quindi tornando, quindi gli strumenti ci sono. Non fatevi prendere, tornando alla signora che m'ha chiamato oggi disperata, giustamente, non fatevi prendere dal fatto che ovviamente, insomma dall'infarto pseudotale dei 60.000, della cifra che vi chiedono, perché gli strumenti ci sono. Prima di pagare, attenzione, perché se poi pagate diventa difficilissimo, se non impossibile, perché è un riconoscimento di debito. Quindi prima di pagare, rivolgetevi a un avvocato specializzato, e questa è una cosa che vi esorto a fare. L'avvocato deve essere specializzato nella previdenza, deve aver visto già tanti casi di tal genere, del genere vostro, perché altrimenti se vi rivolgete, cosa che purtroppo vedo che capita, a un avvocato generalista che fa un po' di tutto, rischiate veramente che non conosca, giustamente per quello che stavo dicendo poc'anzi, come fa? Non può conoscere già noi facciam fatica, tutte le leggi e le circolari e le novità relative all'INPS o certo, alla ma no, vabbè, ma è previdenza. normale, Quindi cioè. se volete ci siamo noi, se volete ci sono altri avvocati previdenzialisti, ma mi raccomando è una materia talmente tecnica, tant'è vero che noi abbiamo anche il supporto del nostro consulente. Certo, Adesso ne abbiamo anche uno su Torino nuovo, bene, quindi bene. insomma cerchiamo di Diciamo che noi abbiamo con molta umiltà cerchiamo di ovviamente se la materia non la mastichiamo, in questo caso la mastichiamo, soprattutto se ma c'è bisogno di un conteggi, supporto si conteggi, tecnico, sì, bravo, certo. contabile, ovviamente non è nostra l'affare tecnico contabile, però abbiamo anche chi, infatti per tutti coloro che vogliono andare in pensione, io consiglio sempre un'analisi previdenziale che sfocia in un report molto, molto dettagliato e, come Certo. dire, Esaustivo, diciamo, no? che vi può
indicare quali sono le varie possibilità per andare in pensione, perché poi non è detto che sia solo la pensione di vecchiaia. Alcuni hanno magari già requisiti per poter andare in pensione anticipata. Come sapete il governo ha anche per l'anno 25, e vedremo poi cosa sarà nei prossimi futuri, di nuovo previsto comunque tutte quelle possibilità tipo opzione donna, quota 103, certo con determinati requisiti, e quindi il mio consiglio è: magari avete esigenze diverse, non volete più lavorare, volete fare i nonni, volete fare altro, fate prima di andare in pensione, prima che vi venga liquidato il conteggio, questa verifica. Ci sono gli esperti, almeno noi li conosciamo, ne abbiamo uno, e fatevi fare questa verifica. Quindi, come vedete, si tratta solo di muoversi tempestivamente, ma contro i provvedimenti INPS, contro i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, i modi ci sono per, no, Ma Max? assolutamente bisogna insistere, come sempre nella vita. Bisogna Non insistere, bisogna non aver darsi paura. demordere, non bisogna darsi Anche per perché poi vinti. rischi di pagar di Ma più. sì, ma voglio dire, è come quando arriva adesso in questo caso, che hai detto l'esempio, 60.000 aiuto, devo vendere tutto. Calma e gesso, ci vuole sangue freddo nella vita, ragazzi. Sì, poi capisco che in La alcuni regola casi non sia d'oro facile, è, però ascoltate quello che la perla prima della pubblicità, la regola d'oro è affrontare, poi la regista giustamente, a Donna del Monte dice sì, perché è contenta della pubblicità. Aspetta, stai tranquilla, lasciami dire questo. Affrontate il problema quando esiste, non fasciatevi la testa prima che esista un Vero. problema, affrontatene una alla volta e abbiate la calma per esaminarlo con Però tranquillità. andate anche dai professionisti che ve lo affrontano. Dopo Dopo questa pubblicità. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario online. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Eccoci tornati in linea, l'avvocato risponde se chiamate Qualcuno chiama, 0292947222. Dai, siamo qua con Dai, l'avvocato sveglia. Leonardo. Ma state dormendo? Avete un avvocato e anche un commercialista, l'avete tutto. Avete 2 avvocati e un commercialista oggi, quindi voglio dire, approfittatene. Per chi si fosse messo in contatto solo adesso, stiamo parlando
ovviamente rispondiamo su tutte le materie giuridiche, anche altre questioni, ma stiamo nel particolare parlando degli strumenti a tutela dei vostri diritti contro la pubblica amministrazione, quando la pubblica amministrazione non è aspetta che muoio. Vado io. Non è trasparente. Esatto. Aspettate che Vedete, vado a morire un vado attimo, io, poi arrivo. L'avvocato Collevati si è agitata perché quando sente la pubblica No, amministrazione... bravo, hai detto bene. A me la pubblica amministrazione... No, grazie. A me la pubblica amministrazione mi mette proprio agitazione e rabbia. Anche perché, dicevamo poc'anzi, se funzionasse bene potrebbe essere anche un aiuto per noi. Noi invece, che comunque conosciamo le leggi e sappiamo che dovrebbe funzionare in un certo modo, ci arrabbiamo se vediamo ovviamente che c'è una mancanza di trasparenza, viene violato l'articolo 97 della Costituzione. Il primo strumento contro questi provvedimenti che, ripeto, non mi devono spaventare, è il ricorso amministrativo. Quindi anche un'altra, io lo dico sempre che è un vantaggio, perché comunque rispetto magari a un civile, a una questione civilistica, noi qui abbiamo il passaggio amministrativo che io lo vedo come una cosa positiva, anche se dobbiamo essere onesti, non sempre rispondono e soprattutto non sempre si riesce a fare una... nel senso a risolvere in via amministrativa, però lo dobbiamo fare. E io lo vedo anche come un passaggio, come dire, che può essere positivo perché non si va subito in causa, vero Max? Allora, e poi c'è anche l'altra questione del cautelare. io dico sempre che preparare il terreno sempre per una causa è la cosa che uno deve fare, indipendentemente dal fatto che poi si riesca a risolvere, come noi speriamo che avvenga, ma la causa non va così... non bisogna partire in quarta subito, bisogna preparare il terreno, preparare le prove, preparare i documenti, per poi il piano B, che è quello peggiore, tra virgolette, o migliore, che potrebbe poi essere una svolta, no? L'ideale è andare per gradi, come dici tu. Però la causa diventa l'ultimo strumento che consente anche di risolvere la questione, perché l'ultimo esempio che abbiamo avuto ha creduto a noi, altra cosa che deve sussistere, voi dovete credere alla persona che dà la il mandato, la fiducia è fondamentale, perché sennò non è cosa possibile. che ci è capitato anche di non averla. Sì, ma poi ne va del risultato, perché indirettamente, fidatevi che l'empatia, anche la fortuna aiuta gli audaci, non è il classico detto così. No, la fortuna aiuta le persone che credono, che vanno alla ricerca della verità, che credono che la strada che traccia il legale sia quella giusta, lo sposano le sue idee, lo appoggiano, lo supportano, non lo criticano al primo errore, lo criticano al primo insuccesso, non sono fiduciosi al primo insuccesso. La battaglia si fa alla fine, il risultato alla fine si costruisce pian piano sul campo. Ci sono tanti gradi di giudizio, ci sono dei procedimenti che durano. Ma poi tutto può cambiare, cioè non pensiate subito, chissà quanto spenderò l'avvocato. Cioè in realtà abbiamo visto veramente anche dei casi dove magari in prima udienza, ecco io ne ho seguita una, tu sai Max, che si è chiusa con una rateizzazione. A proposito, è chiusa, te lo volevo chiedere. Sì, con una rateizzazione, no, devo andare a formalizzare il 7 luglio, ma bene o male è chiusa, cioè abbiamo fatto tutta la rateizzazione. Cioè vedete, magari voglio quella dire, rateizzazione non l'avremmo mai ottenuta. No, esatto, mai. se uno non avesse fatto causa, ovviamente la signora non avrebbe avuto perché queste loro non rispondevano. rate così lunghe. Loro non rispondevano alle istanze. Quindi anche quella è una, se vuoi, anche parziale vittoria, nel senso che magari non hanno annullato il debito, ma hanno dato un'altra chance. Ma infatti mai, come dici tu, disperare, e soprattutto se si hanno, e questo ve lo può dire solo un avvocato, i diritti, insomma, andate avanti, non abbiate paura dei costi, perché tanto i costi comunque saranno maggiori se non fate nulla. Poi esiste, ti volevo dire, esiste anche un'altra azione che però è quella cautelare che stiamo usando molto, giusto, e volevo che anche sotto questo profilo possiamo parlare la cautelare, innanzitutto può essere usata in quasi tutte le branche del diritto. Esatto. Noi la stiamo usando in ambito societario, in ambito PA, quindi pubblica amministrazione, e in ambito condominiale. Queste sono le tre materie più, diciamo, più rilevanti, no? In ambito condominiale qual è il requisito fondamentale nell'usarla? Che eviti la mediazione obbligatoria in caso di merito. È anche vero, però ricordiamolo, perché recentemente mi è stata appuntata questa cosa da parte di una persona che
ho assistito, dice: ma avvocato, il cautelare non è un provvedimento". Ma ho capito, ma il provvedimento, lo dice la Sì, parola beh, però stessa, non che è è neanche provvisorio, è provvisorio. cioè non è neanche una carta No, ma straccia, no, ma cioè adesso soprattutto è pare una da cosa ridere. provvisoria, non si può avere nella vita tutto, no, e Esatto. bisogna avere Cioè tu hai la velocità in questo caso, certo, ma no? è fondamentale instaurare parallelamente un procedimento di merito, Chiaro, perché chiaro. quello è un provvedimento che ti consente in un mese, al massimo 2, perché è già un risultato Quindi rispetto enorme. ai tempi normali è È già un risultato sicuramente enorme di veloce. ottenere un provvedimento che è, lo dice la parola stessa, cautelare, conservativo, chiamatelo voi come meglio volete, ma l'idea è quella, no, senza entrare troppo nel tecnico, Certo. che però per quanto tempo rimane in vita? Lo dice, rimane in vita fino a quando tu azioni il merito Poi e il devi merito azionarlo, conferma il E cautelare. il merito conferma. Quindi l'azione cautelare è prodromica a un'azione di merito per il 99,9%, ma consente già di avere un provvedimento che può essere decisivo per risolvere già Noi abbiamo subito. constatato l'efficacia, soprattutto perché poi uno dei problemi maggiori, e lo capisco, è molti ci chiedono: "Ah, ma quanto durerà il giudizio?" Quindi voglio dire, se uno vuole puntare sulla tempestività, a parte che è anche una procedura che non ha dei costi Ma elevatissimi. noi ci Quindi piace anche voglio dirlo, dire intanto siamo nelle tabelle. sì, La procedura appunto. indeterminata, tanto noi siamo Sì, sì, noi guardiamo le noi subiamo tabelle tante critiche, ma una delle non tariffe una forensi. non le abbiamo mai, di non essere La chiari. trasparenza. La tabella professionale siamo all'intorno di 7.000 €, una causa Esatto. cautelare, su un valore indeterminabile. Quindi è una Quindi quello cifra maggiore. assolutamente alla portata di tante persone, Sì, poi per con ottenere pagamenti ovviamente a qualcosa rate, che serve, certo, ovviamente, mica certo. va fatta per Vabbè, chiaro, cioè, ci devono ecco, però no, perché ci devono essere chiaramente 2 immaginiamo in requisiti, una non è che si società, può no, fare Celeste, come sempre abbiamo sem fatto, in cui un amministratore viene leso, i diritti vengono lesi, nei suoi diritti, non riesce certo. a liberarsi da un'assemblea, da impugnare un'assemblea. Insomma, riesci con un provvedimento del genere già avere Infatti una cosa che è successa, cosa che è assolutamente, io successa. la consiglio. Insomma, Come non è male, tempi, no, non è come male. tutto, sì. Poi chiaro, anche lì ci devono essere ovviamente 2 requisiti nello specifico previsti dal Bravissimo. codice di procedura civile, ma chiaramente questi ve li possiamo dire noi, però, cioè, rientra nel concetto Periculum e non fumus, no, certo, periculum in more, fumus bonis rientra nel juris. concetto non abbattetevi, No, non no, pensate no, che non ci siano no, no. speranze di fronte anche Ecco, a questo casi atteggiamento che ha fatto l'esempio giustamente la Celeste, è un atteggiamento che si riverbera anche contro di noi, perché se noi Sì. sentiamo una persona sfiduciata, come facciamo a rendere? esatto. E anche noi non rendiamo. Chiaro che Perché bisogna crederci. la nostra performance No, ma poi deriva lasciami anche dalla dire, fiducia. lo dice dall'inizio proprio della professione forense, si dice che deve essere un rapporto intuitu Fiduciario, persone, intuito persone, cioè bravo. proprio Giusto. molto, Che viene anche a concreto con la meno, perché a noi è persona. capitato, sempre perché ci piace dire le cose che succedono, non è che siamo i migliori, No, cioè no, ci capita anche certo, gente che ci ha tolto il mandato. certo. Perché manca, secondo loro, La magari fiducia, non non s so. è proprio come dici tu, e noi siamo le persone più contente del mondo, perché non Ah vogliamo beh andare sì, avanti deve con una essere e reciproca quindi la noi non fiducia. faremo mai un'eccezione se qualcosa è come un Sicuramente, po' i matrimoni, si sicuramente. possono finire, no, possono E beh, è concludere. un legame Ecco, esatto, è un legame, che è un non le può essere anche non per la vita, no, insomma. no, esatto, e Esatto, anche e soprattutto son d'accordo. possono esserci delle strade differenti di pensiero, C'è insomma. libertà, ovviamente. Ecco, una cosa che mi preme dire, sappiate che noi abbiamo, come vi dicevo prima, anche un consulente, anzi più di uno. Chiaro che vi mettiamo in contatto, spesso utilizziamo la sua attività, chiaro che ci sono dei tempi a volte, perché Certo. ovviamente, non siete gli unici clienti, sono tante pratiche. Noi una cosa che posso dire, specialmente l'avvocato Leonardi, è non tempestivo di più, Ah, cioè beh, no, beh. lui lavora, come ho già detto in questa sede, anche il sabato e la domenica. Beh, non E a diciamolo troppo forte prescindere che sennò da magari poi ci no, però a prescindere lei dalle lavora sabato e domenica, scadenze, no, beh, diciamo che allora, lui cerca sempre di essere cioè, veramente fammi tanto fare una premessa, perché tempestivo. sennò rischiamo di No, sì, essere non ti no, preoccupare. un po' preoccupato da questa Stai affermazione. sudando? Sveva ride, sbeffeggia così, no, sbeffeggia, ride no, perché dice: "Io lavoro, voi lavorate anche voi", cara Sveva. Certo, però voglio dire qua, mettiamo un attimo un puntino su lei. Sì. Volevo dire, si lavora per scadenze. Questo Se sì, c'è certo. una scadenza, noi non Chiaro che ha guardiamo in la faccia a priorità. nessuno. Capodanno, l'anno scorso l'abbiamo sacrificato I primi perché dell'anno i primi eravamo dell'anno lì, per una sì. causa che scadeva proprio ai primi di gennaio, Mh. e non è che quella causa puoi dire: "Ah, sai cosa faccio? Mi interessa". No, devi fare, okay? Quindi questo è ben chiaro. Su queste non ci sono vacanze, funerali si va e poi si lavora, ci sono scadenze. Questo lavoro è così, Si se lavora scegli così, di fare questo. in Se autonomia scegli di è fare il fatto medico così. in camera operatoria a Natale devi esserci, e questo Ci è son la le notti, ecco, il quindi medico sì. noi siamo disponibili se ci sono delle scadenze, e questo è chiaro, diamo la nostra disponibilità e sempre la diamo, con grande Assolutamente. piacere anche perché No, ma esatto, ma a prescindere dalle scadenze comunque cerchiamo anche di non far aspettare le persone no, laddove si può, no. anche per un parere.
Poi chiaro, tutto dipende anche se dobbiamo, per esempio, facendo un accesso agli atti devi aspettare appunto una Brava, risposta dell'INPS e brava. lì ci risiamo, No, le brava. risposte non arrivano subito, No, piuttosto che comunque anche il consulente ha i suoi tempi, perché deve fare dei calcoli, deve fare delle verifiche, confrontare dei documenti. Quindi, signori, abbiate anche un attimo pazienza. Ovviamente noi cerchiamo di essere il più possibile Presenti, ma presenti, certo, esatto, o ma comunque certo. tempestivi, ovvio, però appunto compatibilmente con le... Perché ride? Io non so, oggi ridono entrambi alle mie spalle. Perché vediamo la sveglia, Perché dato che non arrivavo, m'ha scritto: "Massimo vieni in presenza", e io adesso le ho risposto: "Sono in tangenziale", gli ho scritto. ecco. Ma a all'avvocato Leonardi piace fare gli scherzi, meno male, perché sennò non passerebbe Vabbè, più il però tempo. Celeste, noi diciamo Però sempre oggi io sono arrabbiatissima però perché sono le 6 però meno un noi quarto diciamo e sempre, nessuno ha litighiamo a chiamato. volte almeno tanto con il lavoro, no, che Sì. quindi ci piace anche ovviamente Scherzare un po', insomma. anche perché sono La vita è questioni talmente serie dura le e difficile, nostre. se no sì. Sì. Hai ragione, son Quindi già vediamo dai una questioni di tutti i tipi. sgridata, dai una sgridata. Io pur di Procedi. dire che chiudiamo la trasmissione prima, se non chiamano cosa devo fare? Intimali con Di un procedimento intimo, con un cautelare. procedimento, esatto, una diffida a chiamare allo Anonima che 02 manderemo. 9294 7222. E invece con l'Agenzia delle Entrate? Con l'Agenzia delle Entrate devo dire, allora mi Un piace po' spezzare una meglio. lancia perché devo dire che si lavora un pochettino meglio. Loro sono più pronti, sono strutturati meglio che l'INPS, hanno dei canali informatici superiori all'INPS. Sì. E devo dire che anche oggi proprio ho ricevuto una proposta per una transazione che sto facendo come esperto negoziatore di una società che è in crisi. Insomma, è una pubblica amministrazione in questo caso più celere, su questo l'ho sempre detto e non lo nego in questa fase, in questa sede, cioè voglio dire, a una istanza che tu mandi, a una PEC, a una email, rispondono e cercano di darti un riscontro, okay, che può essere ovviamente positivo o negativo, questo noi non lo pretendiamo che sia positivo, ma pretendiamo che ci sia una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. E anche sugli strumenti informatici, ovvero gli accertamenti, quelli che fanno Sì. automatizzati, sono più precisi. C'è un po' Quando più di l'Agenzia delle Entrate attenzione. ti dice, ti manda un'intimazione di mancato pagamento, per esempio l'IVA, molto probabilmente hanno ragione. Cioè, sto parlando di un mancato pagamento, non nel merito, ma un mancato pagamento, perché il mancato pagamento viene rintracciato con gli strumenti automatizzati che ha l'Agenzia delle Entrate. Ecco, Sì. questi sono molto più accurati di quelli che ha l'INPS. Quindi ha un avviso di irregolarità per mancato versamento dell'IVA, per mancata versamento delle tasse dell'Agenzia delle Entrate, Collovati versa tutto fino all'ultimo Io fino centesimo, anche di più. all'ultimo. Però Lo in sai. generale, mettiamo il caso che uno non versi 1.000 €, arriva l'avviso, spesse volte l'avviso, se non hai versato, è corretto, perché intercettano appunto il mancato pagamento. Mentre l'INPS non è così, abbiamo visto, perché arrivano soprattutto a distanza di molti anni dopo. L'Agenzia delle Entrate è più celere, te li manda un anno dopo, qualche mese dopo, non a 4 anni dopo. Certo, Non è che ti richiede indietro, in questo caso una pensione, è assurdo, no? Che l'INPS ti chieda indietro la pensione. L'Agenzia delle Entrate chiede Sì, no, non riguarda chiede dei altri soldi tipi che non hai di... pagato. Se non hai Esatto. pagati, devi pagarli. Non Non è che hai magari anche delle le multe, tasse si pagano, sì, le tasse si pagano, quindi cioè, però anche lì sempre comunque massima sempre attenzione alla prescrizione, cioè mai pagare bravo, su ci possono essere dei requisiti di forma che... assolutamente, controllare sempre subito, però sappiate che fra i due, ecco, il canale agenzia è più, innanzitutto avrete delle risposte più celeri, avrete delle risposte più celeri e soprattutto le risposte probabilmente gli avvisi sono più accurati degli altri. Questa è un po' la tra E non virgolette si parlano i due enti, e non si appunto. parla, questa è una roba E allucinante. questa è una cosa Questa che a è noi ha gravissima, sempre, come gravissima. dire, lasciato Anche di perché stucco. spesso, come per farvi capire, le contestazioni che fa l'INPS arrivano da dei redditi che tu non hai dichiarato, che loro dicono che tu Che non hai loro dichiarato. sostengono, esatto. No, giusto, quindi in teoria dovrebbe parlarsi, perché se uno ha mandato Ma la sarebbe anche dichiarazione, più semplice, ma scusami Massimo. Celeste, perché io devo mandare un diavolo di modulo Ma all'INPS infatti se è ho il mandato la ma dichiarazione? Massimo, è il discorso che facevamo proprio prima, cioè perché il tabaccaio mi Perché? diceva: "Ma io non Qualcuno ci capisco". sta sentendo? Toc toc. No, io Mi non dite capis perché? cioè perché il contribuente, il pensionato, il lavoratore che Cioè sia, deve essere lui a preoccuparsi di cosa che magari ha già fatto con l'Agenzia delle Entrate, no, deve farlo anche con ma l'INPS, scusami, ma io mando già la cioè dichiarazione. comunque è gravato veramente da
troppi oneri e voglio dire ormai soprattutto capisco magari 40 anni fa era tutto manuale, ma voglio dire adesso che anche un po' tutto è più Schiacci un semplice, basta tasto, come dici tu vai un a vedere. semplice Oggi abbiamo click. detto, ma scusate, ma povera Crista, la signora, ha 75 anni, lei deve ricordarsi, ma cosa se ne frega, fa la dichiarazione, c'è il consulente Sì, che lo paga infatti. e l'INPS può prendere i dati della dichiarazione che manda. Cioè Dov'è non il è problema? complicata C'è la qualche cosa. problema in questo? No. Ma noi ci siamo scandalizzati adesso, purtroppo cioè a me spiace ricordarlo, ma no, a Massimo me lo mi sa. non tanto, No, quando quando siamo andati all'INPS, perché ci è capitato anche sì. di andare È un brutto ricordo, sai che personalmente di notte faccio e un te po' lo fatica a dormire. sogni, ti fai gli incubi. No, ma perché effettivamente cioè poi abbiamo ottenuto il nostro risultato, No, però però so stress, no, effettivamente ci siamo lui stressati a io mi andare sono lì. stressato anche perché Sì, lui sì, mi ha sì. intimato, perché ho preso in mano il Sì, lui cellulare, ti ha cioè, intimato, ragazzi, ma al di là non proprio puoi delle vivere in un questioni mondo del son genere, no, dai d'accordo, ragazzi, cioè. ma poi sembrava allora a parte il Ma non è fatto che quello, dai. dovevamo forse prendere anche un altro a loro detta appuntamento, perché si affrontavano una alla volta le questioni secondo loro. Quindi noi avevamo 3-4 cose da dire, se te lo ricordi. Noi avevamo 3-4 cose, 3-4 pratiche, voglio dire in 1 ora e mezza pensavamo: "Okay, semplifichiamo ne Certo. parliamo qui". No, deve prendere un altro appuntamento. Scusa Cioè Celeste, siamo nel appuntamento che già 2025. veniva procrastinato da troppo tempo, non è che Sì, perché poi ce l'avevano già erano procrastinato. mesi che non cioè no vabbè, Cioè ma ragazzi. non c'è un'atmosfera, No. perlomeno con noi, No. poi di come dire, che ti No. accoglie e di disponibilità al dialogo e a dire: "Okay, è successo questo, è successo Aggiungo Celeste, è quell'altro". una cosa, purtroppo anche in questo caso, diventa cambia quando hai un pochettino il pugno duro e Sì. questo dispiace ancora di più. Sì, bravo, perché Questo dispiace ancora, perché effettivamente deve non è esserci che l'avvocato, perché cioè non è che ti fa piacere avere il pugno duro abbiamo visto delle ovviamente. situazioni Esatto. drammatiche in cui c'erano dei poveri contribuenti in fila, siamo arrivati noi belli perché comunque ci hanno accolto, gli altri aspettavano, hanno visto che questo è evidente. Quando sentono che c'è qualcuno che morde tra Sì, quando poi virgolette, abbiamo detto che avremmo perché noi comunque siamo entrati saremmo andati in giudizio con a tutta quel la punto. disponibilità possibile, però comunque sentono che c'è qualcuno dietro, è chiaro che cambia atteggiamento. Questo per me è ancora più grave di prima. Torniamo al discorso che se uno poi si Buona affida fede buona all'avvocato fede alla pubblica amministrazione. e se uno s'affida all'avvocato, comunque una maggior incisività, una maggiore efficacia, Certo. perlomeno anche con il nostro titolo. Per fortuna, oso per dire, fortuna, perché sì. No, insomma almeno comunque a anche per qualcosa noi, serve. cioè non è che è piacevole, vi posso No, dire, ma non è infatti, piacevole andare anche perché comunque noi discutere. ne perdiamo in salute anche. Sì, è vero. Cioè ad arrabbiarci, Vero. perché poi ovviamente noi le pratiche le facciamo nostre Poi e quando Celeste, vediamo delle ingiustizie una cosa importante, a noi sì, ci paga il contribuente, ma ci paga una volta. Se Sì, abbiamo più esatto, appuntamenti, non è che tutte le volte ci chiaro, beh, cioè, siamo quindi persone siamo oneste, completamente non è che sbilanciati dal punto di vista certo, del certo. no, loro più tempo stanno e loro lo stipendio lo prendono È lo quella stesso. la sensazione che ho avuto, cioè oltretutto che non ci volessero aiutare, No, anche solo a no, spiegarci che però noi cos'era continuiamo, accaduto. Celeste, continuiamo con queste battaglie, continuiamo Sì. con queste Però fatevi aiutare voi, signori, veramente affidatevi Sì. a un consulente, a un avvocato che fa previdenza, perché veramente intanto ne ha viste già tante e poi è una persona che può almeno con la competenza, come stava dicendo adesso il mio collega, sa come affrontare l'INPS, i funzionari, sa che leggi voglio dire, mi sembra il minimo, no, che leggi tirare in ballo, cioè vi parlo proprio col cuore in mano, lo dico per voi, perché poi voglio dire, così. quando Ne siete va della indecisi vostra vita. esatto. Perché è Sì, così. perché poi io capisco, cioè una persona pensa veramente di spendere: "No, se non vado dall'avvocato me la cavo io". No, in realtà non funzionano, non sono adeguatamente supportati, efficaci anche queste chat, questi sistemi E poi soprattutto Celeste non hai neanche dell'INPS. traccia poi spesso delle comunicazioni che E non hai. hanno comunque un'efficacia di una formalità, un'efficacia di provvedimenti formali. No. Quindi più di questo noi non possiamo dirvi, non voglio neanche insistere perché No, se no ma nel senso poi sembra ognuno ha il libero arbitrio, ancora delle cose, poche cose che certo. voi dovete fare Però quello ecco, che l'importante è che sappiate che gli strumenti ci sono, ve li e abbiamo poi elencati. l'immobilismo non risolve il problema. E l'immobilismo, ma devo dirti in tutte le cose. ogni esatto, perché Anche l'altro comunque oggi m'ha raccontato una cosa un amico che tra l'altro fa sport come me, che ha Mh. avuto un problema un po' cardiaco e ha temporeggiato, si andava al Anche pronto nella soccorso. salute, Il pronto soccorso, figuriamoci. Non bisogna mai temporeggiare. è la cosa peggiore che L'hai c'è. visto anche tu con tua mamma, no? Assolutamente. Questa L'essere inverno. repentini
Ma prendere, certo, in tutte le ripeto, cose. il problema. Quando Io c'è però, quando non c'è. sposo questa tesi proprio, bisogna piuttosto anche fare un qualcosa in più, ma concordo. che possa però, e poi anche io sposo la tesi della prevenzione, questo Sì, nella giusto, salute, giusto. ma in realtà fa ridere, ma è meglio prevenire anche nel diritto, Ma cioè certo, nei vostri certo, diritti, come certo. diciamo sempre, e torno a dire, L'analisi preventiva. l'analisi preventiva delle, magari poi ricevete un no, non è possibile fare nulla, però almeno vi siete Ci messi avete l'anima in provato, ci avete pace provato. che su quella questione non si può fare niente, oppure Ma poi sono è diritti. comunque una risposta, Certo, no? certo, Sono certo. diritti personalissimi E poi e perpetui, soprattutto continui, spesso bravo, perpetui. che si tramandano anche, ricordiamolo, di padre in Ma figlio, certo, ma certo. perché se uno Sulla accetta reversibilità, proprio sulla bravo, reversibilità. e soprattutto se uno accetta l'eredità, mi Certo. spiace ricordarvelo, ma accetta anche i debiti. Certo. Quindi Una ricognizione va l'INPS, fatta, una ricognizione va fatta. assolutamente, Brava, e giusto. l'abbiamo avuto anche qui dei casi, l'INPS Questo è un bel vi spunto. manda la Certo, notifica al certo, figlio. certo. Mancato il padre o la madre, il figlio riceverà, non è Quindi anche che lì uno pensa è torniamo mancato anche a mio un discorso, padre, il notaio ciao, non c'è, ma possiamo rispondere anche io e che fare c'è questa stato la considerazione, sua Malta, facoltà. sull'accettazione o no di eredità. Se non l'accettate, è sempre meglio farlo l'atto di non Certo, accettazione. certo. C'è tempo 10 anni, però ragazzi, poi il debitore nel dubbio vi manda la raccomandata. Appunto. Quindi se la situazione che fate, la ricognizione che fate sul debitore è già negativa, voi andate dal notaio, dormite sonni tranquilli, spendete quei 1.000 euro Infatti è sempre e fate meglio la dormire. rinuncia all'eredità. Così se un debitore scrivesse mai, voi mostrate l'atto del notaio e dice purtroppo il E papà è così, morto, la mamma è morto, c'è e l'atto hanno del i debiti, e io non notaio, accetto. esatto. Evitate stress enormi. Problemi dopo, perché poi quando ti arriva devi dimostrare che non è accettato. Attenzione, c'è l'accettazione implicita anche dell'eredità. Ecco, vedi. Se il debitore riesce a provare che tu hai compiuto un atto che Tale potrebbe per cui in essere realtà era riconducibile un'accettazione per fatti cosa? concludenti. Per esempio il guidare la macchina che era del padre. È Se un lui fatto riesce concludente, cioè io quindi è molto molto delicata la diabolica questa questione, cosa, certo. quindi occhio. Per esempio questo non lo sapevo neanch'io, perché non ricordavo Certo. dell'accettazione implicita, e quindi per esempio, se lui è bravo, rimanete poi immaginiamo che fregati. ci siano tanti soldi in ballo, Sì. quello farà analisi su di voi, con Certo, investigatori privati, certo. e magari scopre che voi avete fatto una e voi non, per voi non Ma lo era. anche lì la consulenza di un notaio è fondamentale, Certo, perché certo, permettimi, magari certo. uno è indeciso, non sa, accetta, non accetta, No, comunque beh, ma ha lì delle è conseguenze. E poi c'è decisivo. anche l'accettazione con beneficio d'inventario, cioè ci sono delle altre Ma opzioni, come certo, dicevi tu. ma ragazzi, ma Quindi voglio dire, anche lì vedete che la consulenza anche preventiva è lì fondamentale. poi siamo veramente forse al top del fatto di farvi assistere, perché soprattutto se è un patrimonio abbastanza rilevante, Cospicuo, cioè, certo. ragazzi, state ben attenti, perché No, comunque perché poi sono soldi, fa parte sono poi soldi. della vostra vita, ve lo Sono soldi e portate dispiaceri dietro, soprattutto, certo, perché poi il certo. dispiacere secondo me è quella peggiore. Ma anche per salvaguardarlo magari prima della morte di un parente, quando 2 poi minuti magari ci ci dice sono, 2 minuti e poi vi benissimo, salutiamo. quando Ancora magari ci sono, sì, sai, quelle famiglie allargate, eccetera, è certo. sempre bene onde Ma evitare soprattutto anche, in un momento come adesso in cui le famiglie si bravo, sgretolano di più, si magari sgretolano, c'è più ci sono 2 matrimoni, matrimoni, certo, c'è lo magari un so. fratellastri, Bravi, si intersecano esatto. liti, quindi So. cioè Per ragazzi, cui è è dove sempre si litiga di più meglio, lì, sì, possiamo sì, dirlo no, forse se uno ha, come dire, ha già messo le sue cose a posto, nel senso che poi esistono anche i fondi, esistono certo, fondo patrimoniale, tanti tipologie, cioè il certo. diritto ci viene incontro anche in questo caso, e il notaio vi può consigliare appunto un fondo patrimoniale, un trust, cioè ce ne sono Trust. veramente tante O banalmente una pianificazione già una testamentare sulla pianificazione base è testamentare, chiaro che se esatto. avete più case, magari una In modo è già tale indirizzata al figlio, se più o meno sono di valore da fare equo. una divisione In questo caso equa. evitate che il testamento venga impugnato, perché se Esatto. bene o male c'è una ripartizione equa dell'asse, difficilmente sarà impugnato, Sì, no? infatti, Anche se una perché casa poi magari non vale ognuno come è l'altra, contento e ha le riuscite sue a ognuno ha le sue parti e le sue quote. Siamo in scadenza, cara Niente, Celeste. sì, niente, non ci avete accontentati, vedremo se settimana prossima saremo qua, perché non è che stiamo non è sempre a così, no. disposizione, vero Dobbiamo farci Max? desiderare. Voglio dire, io sì, tu non lo Beh, so. io un po' di meno, tu sei una donna, giustamente. 0292947222, vabbè, segnatevelo per la Seviateci il prossima numero e ci volta. sentiamo per la prossima settimana, Va cara bene, Celeste. buon weekend, grazie Buon weekend a Massimo. tutti, grazie a te, e chiamateci, scriveteci. Buon weekend a tutti. Ciao. Ciao. Buona settimana. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.
Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho. Ho una Vespa, domenica è già, e una Vespa mi porterà. Fuori città. Fuori città, fuori città. Fuori città, fuori città. Esco di fretta dalla mia stanza, a marce ingranate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho. Ho una Vespa, domenica è già, e una Vespa mi porterà.